Buongiorno, salve a tutti, benvenuti a questo nuovo unboxing targato Reni J, a questo nuovo unboxing di un acquisto fatto su Amazon. Ok, c'è da dire una cosa su questo acquisto. Mia moglie ha diciamo i link a tutti i vinili che a me piacerebbe avere piano piano. Io non c'ho mai fretta, lo sapete, lo dico sempre, io non vado mai di fretta. Lei mi ha fatto praticamente una sorpresa e mi ha preso, diciamo, il contenuto di questo pacco e quindi è molto gradito, diciamo, aver ricevuto questo pacco così. Io gli avevo mandato il link da aggiungere agli altri e lei invece me l'ha preso perché forse anche lei piace ciò che c'è qui dentro, ok? Anche perché io ho il giradischi qui nel salone, ogni tanto qualche disco lo metto, lo sentiamo insieme, oltre ai due, insomma sono 6 i giradischi che stanno giù in sala hobby, che sto cercando di riordinare. Infatti momentaneamente le dirette musicali sono sospese per quanto riguarda le dirette musicali del lunedì sera che avevo iniziato a fare, diciamo, da dopo Capodanno. Ok? Allora non ci resta che procedere all'apertura di questo scatolone, come sempre enorme, Amazon Prime. Vi ricordo che si avvicina l'Amazon Prime Day 21-22 giugno 2021. Se volete potete controllare tutte le offerte direttamente tramite i miei siti o tramite, diciamo, i canali Facebook, ok? Ne ho creati diversi. Come vedete, Amazon usa scatolone per poi mettere dentro, quello lo buttiamo, questo ce lo teniamo. Andiamo a vedere. Esatto, questo è un doppio vinile, adesso lo andiamo ad aprire subito, tanto non c'è da perdere tempo. Eccoci qua, questo lo tiriamo là. Ok, doppio vinile. Allora, come sempre ve lo faccio vedere un po' alla volta, forse già si capisce, però dovreste essere proprio degli appassionati di vinili per capire da qui di cosa si tratta. Ovviamente vedete ci sono tutti i pallini dorati, diciamo di diversi colori, color rame, dorati, sono tutti pallini così. Allora non ho visto se ok, praticamente no, scusate che mi faccio la regia da solo e quindi ok, è un doppio LP limited edition, c'è l'etichetta Sony Music Entertainment, ma così non vi dico niente, PEC 2021. Guardate, vi voglio dire il quinto brano del lato B del secondo vinile è Buona giornata. Buona giornata, quella che auguro a tutti voi che mi state seguendo, Buona giornata. Poi che ne so, vi dico la prima del lato B del secondo vinile è Acapulco, oppure la prima del lato A del secondo vinile è Made in Italy. Non vi voglio dire quelle famose perché così ci mettete un attimo di più a capire di cosa si tratta. La prima canzone del lato B del primo vinile è Una musica. La seconda canzone del lato A del primo vinile è La prima cosa bella. Va bene? Non mi soffermo oltre, guardate tutti i puntini, eccoci qua. Ricchi e poveri, Reunion. 21 best of 70, 80, 90,
riarrangiati e cantate da Angela, Franco e Marina. WLP Limited Edition, eccoci qua. Guardate anzi ve lo metto così, ecco, si legge abbastanza bene, ok, e dietro è così, e io stavo leggendo qui ma non penso che la telecamera riesca a mettere a fuoco questi titoli assolutamente. Ok, è bellissima questa copertina, molto bella. Reunion dei ricchi e poveri. Voi sapete, io ho parecchi 45 giri 7 pollici dei ricchi e poveri, e quindi diciamo sì, è uscita questa. Trovate anche questa nel mondo del vinile, fb.com/, il mondo del vinile. Iscrivetevi a questa pagina Facebook. Io ci pubblico circa una decina di vinili al giorno, più o meno, qualche volta anche di più. E quindi ci trovate anche le anteprime, anzi adesso andremo a vedere qualche cosa, qualche anteprima. Ho messo già anche roba che uscirà addirittura a settembre, e ad agosto, quindi ci sono dei preordini di vinili anche interessanti. Allora, niente, questo è molto, diciamo, i brani sono famosissimi perché c'è Semmin Amore, c'è Canzone d'amore, c'è Voulez-vous danser, Mamma Maria, Piccolo amore, Sarà perché ti amo. Eh, diciamo ci sono tutte le più famose dei ricchi e poveri che hanno fatto questa reunion. Adesso c'è il riflesso del monitor perché riflette molto questo vinile. Bellissimo vinile dei ricchi e poveri, doppio vinile, quindi sono due vinili lì dentro, e niente. Visto che ci abbiamo messo pochissimo a fare questo unboxing, una decina di minuti, io voglio procedere a salutare. Ciao Congi, sì, sono un vinilaro, un patito di vinili, di questi cerchietti di plastica, chiamiamoli così, e niente, sì, ancora continuo a collezionarli, poi boh, forse un domani poi comincio a vendere tutto, tanto si fa sempre a tempo. Mi fa piacere che sei qui con noi, Congi, saluto te, invito tutti quanti a seguire Congi DJ sul suo canale Twitch, dove fa delle dirette curate nei minimi particolari, curate dal punto di vista musicale. Lui è molto abile anche nella selezione, nella miscelazione, insomma nell'intrattenimento anche del pubblico. Io lo seguo ormai da parecchio tempo, e quindi invito chi vedrà questa diretta anche in differita dopo, ad andare su Twitch, cercare Congi DJ, e magari anche abbonarsi al canale. Io anche sono abbonato al canale di Congi DJ, ok? Quindi continuate a seguirlo, o iniziate a seguirlo anche. Detto questo, volevo farvi vedere qualche vinile che ho pubblicato anche oggi o nei giorni scorsi sulla pagina Facebook Il Mondo del Vinile. Allora, come voi sapete, qui purtroppo è un po' un casino, allora che mi faccio la regia da solo e il PC è quello che è. Allora, procedo con la transizione e andiamo subito qui, ok, qui chiudiamo e andiamo subito su Il Mondo del Vinile, ok? Questo è Il Mondo del Vinile. Cambiamo visualizzazione, vediamo come la dovreste vedere voi, Allora, come vedete ho pubblicato Nicolò Fabi, sta a 17,63 €. Ci cliccate sopra, potete fare l'acquisto. Nicolò Fabi, 180 grammi vinile limited edition, ok? Quindi è un vinile anche molto molto pesante. Poi qui c'è Pink,
sta a 15,25 € con 7,93 € di sconto. Sono due LP, entrambi 180 grammi. Ok, questo è Hearts. Poi c'è un bel cofanetto qui degli U2, molto molto bello, sono addirittura 11 vinili, quindi è un cofanetto idea regalo, è ulteriormente sceso di prezzo perché io questo già l'avevo pubblicato e costava di più, adesso sta a 111,55 €, ma ricordatevi che sono 11 LP, ok? È una limited edition, quindi ci sono circa 50 € di sconto pari al 31%. Basta cliccarci sopra e potrete procedere all'acquisto. Ok, andando avanti, questo è George Harrison, un triplo vinile a 67,50 € circa, con il 10% di sconto risparmiate 7,50 € e vi portate a casa un triplo vinile di George Harrison. Ok, iscrivetevi a questo canale perché io, ecco, vedete, questi l'ho pubblicati 2 ore fa. Io ogni giorno aggiungo materiale a questi gruppi. Questo soprattutto ci tengo parecchio perché sono anche io un appassionato di vinili. Velvet, un bel vinile colorato viola, sta a 26 €. Questo è un preordine perché uscirà il 23 luglio 2021. Ok, quindi voi potete fare il vostro ordine. Tra l'altro Amazon, quando fai preordini, qui mi sono scordato di scrivercelo, vi dà la sicurezza d'acquisto al prezzo minimo garantito. Se verranno fatte delle offerte su questo vinile voi lo pagherete in offerta e non magari al prezzo a cui l'avete magari fermato oggi. Quindi mettiamo che fanno 2 € di sconto e lo mettono a 24,36 € e voi l'avete comprato oggi a 26,36 €, lo pagherete 24,36 €. Ok, andiamo avanti. Questo è anche un bel vinile, ce ne sono solo 2 pezzi disponibili. Quando io l'ho pubblicato 2 ore fa ce n'erano 2 pezzi disponibili. Questo è Caparezza, 2 vinili colorati blu, bello, molto bello anche questo, diciamo, questo doppio LP di Caparezza. Allora, qui mancano ovviamente le copertine. Quando vedete qui con scritto così senza l'immagine, vuol dire che Amazon ancora non ha pubblicato la copertina del disco. Ok? Io normalmente quelli senza copertina non li pubblico, però diciamo valeva la pena. Allora, questo invece è Louis Armstrong, 16,23 € con 3 € di sconto, non è tantissimissimo, ma è pari al 16% del prezzo pieno, che è 19,23 €. Anche questo è un bel vinile. Questo pure l'ho pubblicato, questo è Goblin, viene ripubblicato nuovamente, negli ultimi anni l'hanno pubblicato diverse volte, Suspiria, su un vinile crystal colorato, quindi trasparente, diciamo. È una limited edition, uscirà il 18 giugno, quindi dopodomani. Questo anche gode della sicurezza del prezzo minimo garantito, quindi se viene fatta un'offerta tra oggi e domani, questo io l'ho pubblicato 18 ore fa, quindi ieri, se vengono fatte delle offerte tra oggi e domani voi lo pagherete al prezzo minimo che è stato messo su Amazon. Andiamo avanti. Just Saint, 180 grammi con audio rimasterizzato, numerato, limited edition. Questo è un altro bellissimo vinile, questo sta a 16,94 € con quasi 10 € di sconto. Ok, qui abbiamo Dolly Parton, vinile colorato rosa, questo anche è un preordine, esce il 23 luglio 2021. Ok, questo anche è un preordine. Per quanto riguarda Donna Summer, Another Pleasant Time, 180 grammi, vinile colorato, quindi non solo un vinile colorato ma anche bello pesante, 180 grammi, è un doppio vinile, mi sembra che sia doppio vinile,
Tra l'altro, per vedere, vi faccio vedere un altro trucco, per vedere se sono due vinili quando non c'è scritto nella descrizione, vedete qui non c'è scritto assolutamente nulla, andate giù e qui, ah no, è numero di dischi 1, quindi qui sicuramente voi riceverete quello che sta scritto qui sotto nei dettagli del prodotto, quindi il disco, anche se nell'immagine sembrano due, è uno solo vinile rosa, eccolo qua, quindi questo è il fronte e questo è il retro, ok? Quindi bellissimo vinile, lo potete vedere anche così ingrandito, hanno messo due volte la stessa immagine, Amazon spesso lo fa. Comunque questo è il vinile di Donna Summer, ok? Pat Mitini stava a 24,29 con un 10% di sconto rispetto al prezzo originale. Billy Normates, anche questo è un vinile giallo, si risparmia circa il 26%, senza che vada avanti, tanto poi ve li vedrete tutti quanti da soli questi vinili e magari procederete all'acquisto di quello che più vi piace. Ovviamente ho pubblicato su tutti i miei canali l'arrivo del Prime Day, si avvicina sempre di più, come vi ho detto 21-22 giugno. Nel frattempo, se volete approfittare dell'offerta, scade da pochissimi giorni, tra 3-4 giorni, Amazon Music Unlimited, tramite questo link potete andare a fare 4 mesi di prova gratuiti ad Amazon Music Unlimited, ok? Poi se volete il Kindle, se leggete molto e usate l'Amazon Kindle, il pad che legge i libri digitali, potete approfittare di 3 mesi di Kindle Unlimited gratuiti, ok? Poi c'è sta Amazon Prime Video, questo sempre disponibile, e poi ci sono vabbè, altre offerte che potete considerare. Ok, vi volevo far vedere ovviamente un altro canale che è nato da poco, che è questo Amazon Supermercato. Perché ho fatto nascere questo, diciamo, questo canale, questo gruppo? Perché praticamente ho visto che soprattutto con la pandemia, ma anche senza pandemia, parlando anche con amici, c'è gente che ha la necessità per esempio di mandare a casa dei genitori la spesa, si trovano magari impicciati al lavoro, eccetera, non hanno il tempo di andare a fare la spesa anche magari per i genitori che per qualche motivo non si possono muovere, ok? O anche per fargli un pensiero, mandargli direttamente a casa la spesa. Amazon da parecchi anni, da tanto, ha anche il fresco e c'è addirittura la linea Panorama PAM, ok? Allora, che cosa troverete su questo gruppo? Su questo gruppo io vado a mettere vari prodotti sia in offerta e sia non in offerta, ma prodotti che possono essere di pubblica utilità, li troverete direttamente linkati su questo gruppo, ok? Quindi vi invito ad iscrivervi a questo gruppo. Come vedete, ecco, metto un po' di tutto, anche le gallette bio, questo è una salsa tartufata, 500 grammi, i gelati, questo è il Magnum gelato classico alla vaniglia, il classico, la frutta, in questo caso ho messo gli ananas, stanno col 20% di sconto. Vi faccio notare una cosa, allora, questi simboli che vedete nella descrizione subito prima del prezzo hanno un significato ben preciso. Un lampo significa che lo sconto va dal 10 al 19%, due lampi vuol dire che va dal 20 al 29%, tre lampi va dal 30 al 39%, quattro lampi va dal 40 al 49%. Poi cambiano i simboli e diventano, non so se ce n'è qualcuno, adesso andremo a cercarlo, diventano le fiamme. Vedete, questo per esempio ha il 48% di sconto, quindi ha 4 lampi, ok? Ci sono, ecco, comunque i fuochi sono questi qua, le fiamme, Comunque vi volevo far vedere qualche prodotto che stava in un'offerta particolare e quindi necessitava delle fiamme. Ok, quindi una fiamma significa tra il 50
e il 59% di sconto, 2 fiamme tra il 60 e il 69, 3 fiamme tra il 70 e il 79, 4 fiamme, ecco per esempio sta tra l'80 e l'89, 4 fiamme, quindi 50, 60, 70, 80, quindi e poi dopo ci metterò diciamo la stella cadente quando è superiore al 90%. Ok, quindi quando troverete delle offerte non si trovano, io fino adesso non ne ho trovati mai, questi per esempio sono quelli che ho trovato in offerta, non so se è stato proprio un errore di pubblicazione di Amazon, però qui dice così e quindi io, tra l'altro sì, certo se costavano 11 euro era, era- era troppo caro prima, anche perché questi anellini armieri addirittura marca PAM e il prezzo loro dovrebbe essere intorno ai 2 euro, però qui Amazon questi li mettono loro e io mi attengo a quello che dice Amazon, ok? In questo caso non date peso troppo perché 11 euro gli anellini della PAM avranno sbagliato il prezzo precedente. Comunque ci sono delle cose che vengono scontate anche del 60, 70, 80% e quindi potete capirlo direttamente da questo. Vedete, poi tra l'altro ecco un'altra dicitura che voglio farvi notare è questo, prodotto italiano. Quando c'è questa dicitura vuol dire che io quel prodotto lo sono andato a cercare nei prodotti di rivenditori italiani che tramite classe74.it, che è il mio sito, io ho diciamo fatto una sezione dedicata alle pagine segrete e nascoste, quelle più complicate da trovare di Amazon, e lì io ci ho messo diversi link a rivenditori italiani che vendono tramite Amazon e quindi in questo caso il prezzo ovviamente è prezzo, si pagano a prezzo pieno questi prodotti, difficilmente c'è qualche offerta, se c'è io la metto, comunque la propongo. Diciamo sono prodotti italiani e venduti da italiani, diciamo italiani al 100%. Quindi quando c'è questa dicitura prodotto italiano, il prodotto è italiano. Ecco, per esempio questo è un prodotto italiano che sta in offerta 13,99 dal prezzo precedente che era 18,07. Questo è un olio extravergine 100% italiano, molto 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 buono, tra l'altro ha la bottiglia in alluminio, quindi non in vetro. È un olio molto costoso perché ovviamente siamo abituati agli oli da 5, 6, 7 euro del supermercato, questo costa il doppio e non è neanche un litro pieno. Attenzione perché qui c'è scritto che è 0,75, però questo è un olio per condire l'insalata, da gustare a crudo, 100% italiano, molto molto buono. Ci sono anche oli che costano anche di più. Ho visto, ci sono degli oli di oliva extravergini molto molto buoni che costano anche molto molto di più. Ok? Allora io direi che si può tranquillamente tornare qui per terminare la diretta. Ok, la transizione sì, è andata bene. Allora, volevo vedere una cosa. E quindi niente, in fase di chiusura volevo ricordarvi anche che c'è un'altra pagina su Twitch che si chiama DJ's Got Talent, che è nata da un'idea di Congi DJ, ma l'hanno aiutato anche Daddo DJ, Conte Max, eccetera, a realizzare questa idea che l'hanno portata avanti, diciamo, ci hanno tenuto compagnia durante l'inverno con delle dirette dove mixavano a turno uno dopo l'altro i DJ e quindi vi invito a mettere il cuoricino, diciamo il follow anche al DJ's Got Talent su Twitch, quindi cercate, andate sulla ricerca di Twitch, DJ's Got Talent e mettete il cuoricino e la campanella a DJ's Got Talent. Che dire, abbiamo fatto l'unboxing di questo bellissimo vinile che quasi quasi adesso mi sentirò. Tra l'altro io uso molto Alexa anche per sentire la musica e ho sentito parecchi brani nei giorni scorsi dei Ricchi e Poveri sapendo che mi doveva arrivare questo vinile. Io non sapevo quando l'aveva comprato mia moglie e quindi grazie tanto del pensiero che è
è stato molto apprezzato e Ricchi e Poveri meritano di essere ascoltati. Detto questo, continuate a seguirmi sui miei canali Twitch, YouTube e Facebook, restate sempre aggiornati anche sui canali Telegram. Ieri ne ho creato un altro che è il gemello di quello che vi ho fatto vedere su Facebook. C'è un gemello Amazon Supermercato anche su Telegram. Da ieri ho cominciato a pubblicarci le stesse stessi identici prodotti che io pubblico su Facebook, li pubblico anche su Telegram. Ok, e ho riesumato anche un vecchio gruppo sempre su Telegram che riguardava i vinili, che si chiama, un attimo che ho un vuoto di memoria, eccolo qui, i dischi di Reni J su Telegram. I dischi di Reni J, qui io pubblico, diciamo, ho ricominciato da adesso a pubblicare, da ieri diciamo più o meno, a pubblicare i vinili che vengono pubblicati sul mondo del vinile, vengono pubblicati anche sui dischi di Reni J. Ok, quindi cercate su Telegram Amazon Supermercato i dischi di Reni J e classe74.it, che sono le offerte di Amazon, però non solo alimentari, ma le offerte un po' più generiche. Lì potrete trovarci anche PC, casse amplificate, quello che io trovo in offerta. Ultimamente pare ci ho messo un frullatore, insomma ci metto diverse cosette, aspirapolveri, quello che può essere di pubblica utilità di qualsiasi genere, qualsiasi categoria, lo trovate dentro offerte Amazon by classe74.it, che poi è gemellato sempre con la pagina Facebook classe74.it, quindi fb.com/classe74.it. C'ho un sacco sto seguendo un sacco di strade, quindi vi invito a continuare a seguirmi, perché potrete fare degli ottimi affari acquistando su Amazon tramite me, tramite Reni J. Detto questo, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima diretta, che ribadisco come sempre non so quando sarà. Quindi Renato De Vita, Reni J, alle 12:43 di questo 16 giugno 2021 vi saluta, vi augura buon pomeriggio e alla prossima diretta. Grazie di avermi seguito, arrivederci a tutti.